Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben arrivati anche i nostri ospiti, poi ve li presento. Come sempre il tema è di estrema attualità e anche sollecitato dalle vostre istanze, dalle vostre mail. Parleremo della questione migranti relativamente al nostro territorio. Potremo anche accennare alle questioni che vanno ben oltre, ovvero le ONG, le varie situazioni, però è importante capire cosa sta accadendo. Ci sono flussi continui, come sempre, come la stagione tende a migliorare, gli sbarchi proseguono, sono persone che arrivano in condizioni molto difficili, devono essere accolte in qualche modo, e poi capiremo le ragioni del sì e del no, nei nostri territori, secondo certe logiche, secondo certe normative e come, in che termini possono essere accolte. C'è stato poi un riposizionamento, deve avvenire, di 400 persone circa per quel che riguarda il territorio della provincia di Padova, ma poi la situazione può essere estesa, giustamente come alcuni hanno osservato, anche ad altri ambiti, per esempio al veneziano, però i comuni non tutti sono preparati o hanno le strutture per poterlo fare. Si tratta pur sempre di persone che devono essere accolte, persone quelle che ricevono i cittadini che si trovano a volte in difficoltà e persone quelle che fanno anche, si occupano di volontariato per dare dei supporti, quelli necessari. E i soldi quelli sono. Altri prendono altre vie. Allora, prima di iniziare, prima di presentarvi i nostri interlocutori qualificati odierni, vediamo come sempre l'anteprima con lo CGIL. Entriamo quindi in una sede per farvi toccare con mano quel che succede ai pensionati, poveri pensionati che vantano dei diritti cosiddetti inespressi e che scoprono, dopo una leggera analisi, che purtroppo non hanno ricevuto tutto quel che potevano nella loro bassa, esigua pensione. Anteprima con lo SPI.